Buongiorno e ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di prealpina.it. Una folla numerosa e commossa, con i familiari e tantissimi colleghi dell'Arma dei Carabinieri, ha tributato l'ultimo saluto nella Basilica di San Magno a Saverio Cirillo, il vicebrigadiere di 34 anni, morto dopo una tragica caduta durante un'escursione in Val Verzasca, nel Canton Ticino. Si è tenuto infatti oggi a Legnano il funerale del militare che era morto lunedì scorso in seguito ai postumi dell'incidente avvenuto il giorno prima sui Monti Svizzeri. In chiesa, oltre ai genitori, c'erano le rappresentanze locali e provinciali dell'Arma e alcuni sindaci della zona, tra cui il primo cittadino legnanese Lorenzo Radice, la sindaca nervianese Daniela Colombo. Cirillo, infatti, prima di venire nella città del Carroccio, aveva operato nella caserma di Nerviano. Il giovane è stato ricordato come un ragazzo serio, sincero e rispettoso, amante della vita e della natura. Il feretro, salutato dagli applausi, è stato portato per la sepoltura al cimitero monumentale di Legnano. Sempre a Legnano, la Polizia di Stato ha sospeso per 15 giorni la licenza al Lucy Bar di Largo Tosi. Il provvedimento, disposto dal questore Giuseppe Petronzi, è stato notificato dagli agenti del commissariato cittadino. Secondo le indagini, dall'agosto del 2021 al giugno scorso, il locale è stato abituale luogo di ritrovo di persone con precedenti penali e di polizia. Il mese scorso gli agenti del commissariato di Via Gilardelli avevano effettuato un controllo poiché all'esterno del locale vi erano diversi ragazzi in stato di alterazione alcolica. All'interno dell'esercizio, i poliziotti hanno poi notato un uomo che discuteva animatamente con la titolare per poi aggredire uno di loro, il quale ha riportato una prognosi di 7 giorni. L'aggressore era stato arrestato per lesioni personali e resistenza pubblico ufficiale. 2 giorni da dimenticare per il trasporto pubblico locale e in particolare per Trenord, con decine di convogli soppressi a causa del caldo tra mercoledì e ieri. E i pendolari sono su piede di guerra. I 50 treni soppressi per il caldo sbandierati da Piazzale Cadorna, scrivono in una lettera con primi firmatari i comitati Galate, Milano e Busto Arsizio, sono in realtà oltre 150 nella giornata di giovedì 21 luglio e oltre 200 in quella di mercoledì 20. Inoltre scopriamo dall'app di Trenord che molti treni previsti in orario sono stati cancellati fino al 28 agosto. È chiaro che Trenord continua a nascondere le vere criticità, tra cui materiale vetusto o maltenuto, che ormai da un decennio affliggono come un calvario il trasporto pubblico locale lombardo. Accuse durissime, alle quali segue l'ennesimo appello. Torniamo a chiedere al governatore Attilio Fontana di farsi carico della palese inefficienza del suo assessore e della società controllata dalla Regione Lombardia, perché i pendolari lombardi non meritano questo sfacelo. Resistenza pubblico ufficiale e incendio sono le accuse che hanno portato dritto in cella un 22enne varesino arrestato dai carabinieri del nucleo operativo Radiemobile e ora, con l'ok della procura di Varese e del GIP, finito nel carcere dei Miogni. Nei giorni scorsi il giovane, per sfuggire a un normale controllo dei militari ad Arcisate, si era dato alla fuga bruciando un semaforo rosso e investendo un'altra auto. Una volta fermato e perquisito, i carabinieri gli hanno trovato addosso una pistola a giocattolo priva del tappino rosso, un coltello e una spranga di metallo. È finito in carcere. Qui è stato riconosciuto colpevole anche dell'incendio appiccato il 27 marzo scorso in un'azienda di Arcisate, dove furono distrutti 10 mezzi destinati al trasporto dei rifiuti. Per finire lo sport, Pallacanestro Varese e Roborez Fides, dopo quasi 70 anni di fiera rivalità, uniscono le proprie forze. Il matrimonio cestistico è stato presentato questa mattina a Palazzo Estense con il sindaco Davide Galimberti accanto ai vertici delle due società. Vediamo il servizio di Giuseppe Sciascia con le immagini di Stefano Benvenu dell'agenzia Blitz. Un accordo storico fra le due maggiori realtà varesine per creare un contenitore unico denominato Varese Basketball per tutti i ragazzi della città. Dopo 70 anni di avvicinamenti e allontanamenti progressivi, Pallacanestro Varese e Robert Fides si mettono insieme per il bene del basket della città. Un vivaio congiunto che partirà con il mini basket e le fasce basse affidate alle polisportive di Via Mardorati e le fasce alte e l'eccellenza di spettanza della Pallacanestro Varese, portando gli atleti varesini e i ragazzi della città dal mini basket al sogno della prima squadra, utilizzando anche la Serie B che passerà nelle mani del campus come laboratorio di crescita per i giovani. Non lasceremo indietro nessuno, la frase esaustiva di Tommaso Trombetta, il presidente della Robert Fides. Qui sono tutti ben accetti e ben accolti, aggiunge Luis Scola, il Deus Ex Machina della Pallacanestro Varese, che aggiunge, confermando l'anticipazione di Prealpina, anche la volontà di unire nel gruppo del basket cittadino anche settore femminile e carrozzina. Questa era l'ultima notizia, vi diamo appuntamento all'edizione delle 19 e vi auguriamo un buon pomeriggio.